Il colle sul quale sorge il castello, quasi certamente, ospitò un insediamento fin dalla preistoria. Venne utilizzato in seguito da Romani e Longobardi e da tempo immemorabile è stato dominio della famiglia omonima, secondo la tradizione discesa dai francesi conti di Blois. Il castello di Polcenigo è menzionato per la prima volta nel 963, quando l'imperatore Ottone I lo donò al vescovo di Belluno. L'antica fortezza medievale sorgeva in posizione strategica in cima ad una collina. Era probabilmente una costruzione molto semplice, con una o più torri, un mastio, un recinto di pietra o pali di legno e un fossato, non necessariamente colmo d'acqua. Col tempo, il maniero fu circondato da vari giri di mura in pietra, delle quali rimangono ora solo pochi brandelli, atterrati e persi nella vegetazione. Intorno al 1738 cominciarono i primi lavori di ristrutturazione del castello ad opera dei conti di Polcenigo. Utilizzando parte del materiale ricavato dalla demolizione della vecchia fortezza e facendo venire altra pietra da Sarone, i conti Francesco Ottavio e Minuccio Filippo intrapresero l'erezione di un nuovo palazzo. Per far ciò, alterarono ovviamente la forma e la pianta originaria dell'edificio castellano, modificando anche tutta l'antica facciata, tant'è che ora è praticamente impossibile capire il profilo del maniero preesistente. Al posto dell'antico e severo fortilizio, i conti preferirono costruire un comodo e lussuoso palazzo, una sorta di villa veneta posta sul colle. La costruzione del palazzo fu assai costosa, circa 200.000 ducati, e prolungata nel tempo, almeno fino al 1750. Al termine dei lavori risultò un edificio di notevoli dimensioni, articolato su 3 piani, con decine di stanze decorate con affreschi, stucchi veneziani, caminetti alla francese, specchi e arazzi. C'era anche una sala da ballo. La critica ha finora attribuito il progetto della Villa Castello al veneziano Matteo Lucchesi, vissuto tra il 1705 e il 1776, zio del famoso incisore Giambattista Piranesi, il quale da giovane collaborò per breve tempo con lui. Vi sono però alcuni dubbi su tale attribuzione di parentela. Abitato per circa un secolo, verso la metà dell'Ottocento l'edificio si trovò coinvolto in una controversia ereditaria tra i conti di Polcenigo e rimase ben presto del tutto disabitato. Il palazzo finì allora per ridursi in condizioni sempre peggiori. Nei primi anni del Novecento qualcuno pensò di acquistarlo e di demolirlo definitivamente, ma fortunatamente lo sconsiderato progetto trovò la ferma opposizione dei polcenighesi, i quali impedirono che ciò accadesse. Passato di proprietà dai conti a varie persone di estrazione borghese, l'edificio fu spogliato di quanto era ancora utilizzabile o vendibile. Nel 1979 il castello fu infine acquistato dal comune di Polcenigo.